Buon dia a tutti! Uè, Ossina Sus Europa. Un evento fighissimo che si svolge nel cuore del Friuli, a Udine. È il Festival European de Arts in lingue minorizzate, tanto importante che è un'eccellenza in Europa. Siamo qui a Giovanni da Udine dove andrà in scena la serata finale del festival. Che dici? Andiamo a curiosare? Anin! Ma Mattia, perché si chiama Sus Europa? Suns, voltat per italiano, vuol dire suoni, che è destanti slangis di minoranze d'Europa. Proprio così. I suoni di un festival che è musica, ma anche cinema, letteratura e teatro. Dai, dimmi tu là che arrivi i musicisti che partecipano al festival. Sicuro? Galles, País Basque, Chiars, Sardegna, Bassa Sassonia e Clar, Friul. Quando che solator, o hai proprio voi che conosci qualche artista e di chiavarmi un par di curiosità. Tipo? Par di une. C'è molto si pronuncia il toponim Ploilun d'Europa, che vioti il cas alle proprie galees. O sin con Massimo Silverio, cantautore e polistrumentista Chierniel di Ciurciuvint. E perché hai scelto di cantare per Furlan già dall'impresa della tua carriera? Sì, la prima canzone che hai scritto era in italiano, però mi sei sempre accorto che non era la roba giusta, cioè nel senso stavi facendo talk che non era il no. Principalmente, cioè, sentivi che non era un'elenca che mi arrivava direttamente dal cuore, no? E siccome dai tanta importanza sia a ciò che dici, sia che dici, e sia che in al suono, che sia timbricamente proprio ciò che fai, anche sei passato al Chiarniello, che io ho chiamato il Chiarniello, però comunque al Furlan in generale, hai sentito che sei arrivato in un posto che era chiase praticamente. Era proprio come di ok, sto chiacchierando, sto dicendo che queste robe sono al giusto modo, ci muovo la racing Eccles. Che emozione! Ecco gli HMS Morris. Ti dura meglio tu? Dwi'n dod o Gymru, mae'r band HMS Morris hefyd yn dod o Gymru. I wedi gwir, ni gyd i cael yn codi mewn ardaloedd gwahanol yng Nghymru. So, fi a Billy o'r De Orllewin Gwyllt, a mae Iestyn o'r Canolbarth a Sam o Llanelwy reit yn y Gogledd Ddwyrain. Qual és el vostre gènere musical? Mae'r math o gyddoriaeth i ni yn ei greu, mae'n anodd i roed mewn grŵp. I ni'n licio chwarae gyda genres, ond rhan fwyaf i ni'n eistedd yn y byd pop psychedelic. Fi'n credu, gewch chi wrando, gewch chi benderfynu. Un messaggio per gli artisti delle prossime edizioni. I rheini sy'n dod i Sons yn y dyfodol, byddwch yn prowd eich iaith a rhannwch gyda'r byd, a hefyd pidwch a gadael eich passport ar yr awyren. Vi prego, fateci sentire come si pronuncia il toponimo di questo paese. Ok, so enw tref hyra yng Nghymru yw Llanfair Pwll Gwyngyll go Gerach Chwyldrobl Llandysilio Gogo Goch. Venus aquí, Covidoi de Luz. Ti dura meglio. Come gruppo veniamo dalla Sardegna, più precisamente dalla zona di Olbia, sotto la Costa Smeralda. Giorgia viene da Budoni e anche da Mamojada, nel nord-est della Sardegna. Io invece sono metà friulano e metà canadese, però da anni vivo in Sardegna, dove ci siamo conosciuti. Troppi è l'importante per voatris cantare per Sart. Cantare in lingua gaduresa è assolutamente importante perché non solo che non si parla la lingua in sé, ma proprio perché, secondo noi, alla fine è un mezzo per tornare alle proprie radici, alle proprie origini. E secondo noi è importante, fine palicioni, proprio, che tornino a comprendersi un poco tramite la lingua. Un commento su Suns Europa? Beh, sicuramente siamo più che contenti di condividere questa esperienza con altre persone che hanno deciso di mantenere via la lingua come noi e noi diamo l'ora. Ossi con una Salvador, ti dura meglio tu? Euskal Herritik nator, Euskal Herria Espainiar eta Frantziar estatuen arteko nazio bat da, eta gure hizkuntza 2000 urtetik gora dituen hizkuntza bat da. Troppi è importante per te cantare per basco. Euskaraz abesten dut nire ama hizkuntza delako, alde batetik, eta euskaraz bizi nahi dudalako, eta
bestalde batetik iruditzen zaidalako gure hizkuntzak bizirauteko era bakarra dela. Un messaggio per gli artisti delle prossime edizioni. Bueno, nire mezua da ez emateko garrantziarik lehiaketari, disfrutatzen saiatzeko eta esperientzia ez disfrutatu eta jendearekin saretzeko aukera bezala hartzeko. Cara sedile. Ah, palcoscenico. Ma, Federico, tienila. Il direttore artistico del festival, Leo Virgili. Non facciamo schiampare. Anin. Parte delle domande fondamentali. Ce l'hai sul Europa Creative Festival no anno? Beh, Suits Europa è un festival particolare, perché generalmente i Duci Festival si riferiscono a una sottocultura che dal jazz o che dal reggae o che dal teatro d'avanguardie. Suits non ha frontiere, se le diversità per Suits è proprio le sue specialità. Per sta che noi altri presentiamo all'interno del nostro festival le diversità, le ricchezze della diversità linguistica a livello europeo, ma queste diversità le anche un po' che spieghi dai generi musicali e dai stili che presentiamo al nostro festival. A Suits Europa presentiamo l'hip hop, il metal, il rap, il reggae, che stanno venendo anche un trio darks per dire, insomma. Dunque non si fa infastidi perché le robe poi misclizzate sono più belle sono. Porto anche questo festival, no mo? Sai cosa mi è piaciuto di più? Senti, Questa affrettante diversità culturale e linguistica. hai ragione. Qui si respira l'Europa unita nella diversità. Dai, andiamo ad ascoltare un po' di musica. Spero che us piace troppo, che non sia piaciuto a noi. Ragazzi, il video è finito. Ringraziamo Claudio per la pazienza e la disponibilità. Grazie a voi. Fraccate il polear e iscriversi al canale. Mandi. Mandi.